Buonasera amici di Fanner e benvenuti a Sport City, dove l'Alitalia Calcio, reduce da 2 sconfitte, vuole riscattarsi contro l'ambiziosa Gem Fitness di Mr. Caleca, in una sfida chiave per la corsa ai playoff. Eusebio! Dai, Se nasce a forza, Ok. Tutto pronto per l'avvio della gara che parte con il tiro in porta di Severini, primo tentativo del numero 22, e ora in posta la Gem Fitness, Restivo. Scambio in mezzo ancora l'azione buona della Gem, parte subito forte, il fallo qui che non c'è secondo l'arbitro, rimessa dal fondo. Vieni Claudio, vieni. Claudio, L'Italia ancora orfana di Gimelli dietro per un infortunio. sul 4, qui. Vedi Claudio! Gem Fitness, limite dell'area, Moreschini, il tiro col sinistro facile per Calcaro. Claudio, mi devi stare a sentire, Allargate Claudio! Riparte l'Italia con Severini, si ferma, rientra, punta a Restivo, poi prova a girare dall'altra parte, insegue il pallone il numero 31 Pier Giovanni. È assente oggi De Michele, il bomber dell'Alitalia, 7 gol finora. Doppio dell'A! Vediamo se riuscirà comunque a rendersi pericolosa in avanti la squadra di Bernardo. Giulitti, numero 9 allarga su Cassetti, l'ex Roma ancora dentro, il tiro di Moreschini e la parata di Calcaro, prima parata del numero 23 dell'Alitalia. Nico. Lascia dai, vieni largo qua. Pallone battuto in mezzo mentre il tiro precedente era di Restivo, non di Moreschini. Tonetto, proprio a Restivo, Restivo rientra sul sinistro, ancora Cassetti, palo. Ancora lo scambio Tonetto-Cassetti. Ora prova a ripartire l'Alitalia con Masciangelo. Restivo. Palla verticale per Giulitti a Moreschini. Moreschini ancora per Giulitti che si impegna a raggiungere il pallone ma non può indirizzarlo verso il centro dell'area. Vicky, stai più vicino qua, vieni Giordi. L'Italia, dicevamo, reduce da 2 sconfitte contro la capolista Golbet settimana scorsa e 2 giornate fa contro il Football 8. Quindi importante per la squadra di Bernardo trovare punti oggi. Qui Tonetto vince il contrasto, Giulitti in mezzo a 2, si rialza, poi appoggia
a Moreschini. Moreschini per Restivo. Restivo il tiro largo alla destra di Calcaro, alla sinistra anzi, scusate. Sali tutti, davanti. Giuli, accocia un po', Giuli. Dai Nico. Giulitti, Cassetti, pallone verticale, ma c'è Calcaro. Diciamo dell'Italia orfana di Gimelli nelle ultime 2 giornate, che oggi torna al centro della difesa. Ora Tonetto. Tonetto avanza, punta Ciocchetti. Ora Tonetto tutto mancino. Prova a trovare lo spazio, il cross allontanato, poi Pier Giovanni attaccato da Restivo. La rimessa sarà per il Gem, va a batterla Cassetti. Cassetti per il numero 2 Petracca, e poi lancia lungo direttamente tra le braccia di Calcaro. Ciocchetti. Severini prova a tagliare il campo, chiama il pallone Moser, il capitano della Gem. Ora Cassetti. Rientra al centro. Cerca Moreschini anticipato. Allora Severini. Occhio perché ha spazio Severini, il tiro alto. Secondo tentativo verso la porta della scarpa d'oro della stagione scorsa. Ora Restivo attaccato da Ciocchetti. Restivo, alla fine il pallone torna da Santoprete, poi Tonetto. Ello il numero di Cassetti che scambia con Giulitti, ancora Cassetti. Entra in area di rigore, il tiro a cercare di sorprendere il portiere. Nel frattempo si è fatto male il numero 20 Taroni. No. Due tocchi, Simone, dai e vai. Ora il pallone lungo di Calcaro è intercettato. Poi Taroni che nel frattempo si è rialzato dall'infortunio, ancora dietro a Calcaro, che nella partita scorsa era sostituito da Cenci. Qui il fallo subito dal numero 18 Masciangelo porterà un calcio di punizione da buona posizione per Luca Severini. Sul pallone Severini sistema la barriera Moser. Ecco Severini che parte direttamente sulla barriera. Poi Ciocchetti prova a continuare l'azione dei suoi. C'è Cassetti solo a sinistra, Cassetti rientra sul suo piede, viene fermato da Ciocchetti, poi ancora Cassetti, senza fallo. Restivo. Giordi, fa passo. Ancora Gem con Moreschini. Poi la rimessa Petracca. Restivo. Santoprete. Poi Tonetto. Ancora Tonetto, testa alta. Si appoggia a Restivo.
Poi Santoprete in mezzo, non c'è nessuno. Allora Taroni prova a far ripartire i suoi. Buono, in mezzo a 2. Ancora all'Italia qui il colpo di tacco tentato da Pier Giovanni, numero 31, non è riuscito a servire il compagno. Ora lungo il pallone a cercare Cassetti, interviene Gimelli. Tonetto. Restivo, Tonetto, pensa al tiro, lo prova, Gimelli lo contrasta. Spinge di più il Gem in questo inizio. Ora ancora Restivo, poi Cassetti, in mezzo per Tonetto. Tonetto la fa scorrere e poi il tiro di Giulitti segna l'1-0 al 12° minuto. 1-0 Gem. Subito la battuta di Severini verso la porta. Tonetto. Cassetti. Sempre molto pericoloso lì sulla sinistra. Spesso gli entra sul suo piede. Lui chiama a te, ti hanno fatto gol poi. Ora è Giulitti attaccato da Gimelli, tiene ancora il pallone Giulitti. E poi la rimessa di cui si accontenta Cassetti. Qui esce Calcaro, e poi c'è il fallo in attacco di Moreschini. Dai! Giordano, gli sta più vicino. Lo so, ma gli sta più vicino. Fede! Calcaro lunga. Severini si avventa sul pallone, Petracca copre. Fa ripartire l'azione verso Giulitti, la sponda. Restivo, ancora Giulitti. L'autore del gol ha un'altra chance, prova in porta, Calcaro non benissimo. E poi Ciocchetti e Gimelli allontanano. L'Italia che fa fatica a impostare il gioco palla a terra finora, meglio il Gem da questo punto di vista. Ora Tonetto, Petracca fa scorrere per Cassetti. Cassetti dall'altra parte. C'è Ciocchetti. Gli ruba il pallone Moreschini, che poi però non riesce a partire in contropiede. Ciocchetti. La sovrapposizione premiata interviene a interrompere il gioco Petracca. Era un po' di confusione in mezzo al campo, poi il fallo su Santoprete. Giordi, occhio. Cassetti gira, ma l'arbitro dice che si deve ripetere. Giocala, appoggiati. Perché a Severini in mezzo a 2, circondato, non lo vogliono far calciare. Poi Gimelli. Taroni aveva visto l'inserimento di Severini, non è riuscito però a servire il suo capitano che si arrabbia. L'Italia oggi che lamenta anche l'assenza di De Francesco lì dietro. Dai, vogliamo. Ecco Mazza in mezzo. Restivo, Taroni. Allontana ancora Gem, che gioca meglio in questo avvio di gara. Tonetto. Taroni. Severini. Possono ripartire i verdi.
Ora Ciocchetti, numero 28, allarga. Masciangelo, il cross ribattuto. Ancora Masciangelo con la rimessa. Severini, Masciangelo. Masciangelo, Ciocchetti. Ciocchetti in mezzo e non riesce a concludere in porta Pier Giovanni. Ma poi arriva da dietro un altro giocatore dell'Alitalia ed è pareggio 1-1 al 16esimo. Bravi tutti, dai. Il gol segnato da Petrillo. Un attimo che Trova presto il pareggio allora l'Italia, di fatto nella prima occasione utile. È entrato nel frattempo De Paola per il Gem, al posto di Giulitti forse. Eccolo proprio De Paola, il tiro col sinistro pericoloso. Sì, De Paola al posto di Giulitti. Tonetto. Dall'altra parte Santo Prete. Pallone verticale, va Gimelli a chiudere. Si appoggia a Calcaro. Calcaro cerca lungo Severini, non lo trova. C'è Tonetto. Tonetto prova lo scambio, ecco Moreschini. Poi il nuovo entrato De Paola. De Paola ancora in mezzo. Cassetti. Lo lasciano calciare, appoggia invece a Tonetto. Tonetto ancora da Cassetti che tira male però, molto lontano dalla porta. Vieni Giordano, Claudio, vieni! Falla pure, falla! Lungo Gimelli, è buono il suo pallone. Arriva Severini attaccato da Petracca. Severini poi anche Moreschini a chiuderlo, sempre in due sul numero 22 dell'Alitalia. Bello qui lo scambio tentato, ma ci arriva poi Moser. Tonetto restivo. L'errore qui sarà rimessa in zona d'attacco per l'Alitalia. La gioca dietro il Gem Moreschini. Claudio, fa un passo sopra, qua! Ancora Moreschini, Restivo. Restivo trova Cassetti dall'altra parte, anticipato da Taroni, che poi subisce fallo. Veloce Taroni. No, per l'arbitro si doveva battere più dietro. Ciocchetti ancora lungo la sponda. Poi ancora Gem. De Paola. De Paola. E c'è il libero Moreschini dall'altra parte che chiude in porta. Se l'è perso Pier Giovanni. 2-1 Gem al 20° del primo tempo. Federico! Che lui non ha visto, chiamateglielo vicino! Federico! Marco, spostate a destra e Federico a sinistra come ti pare, Adesso fa passare dietro, eccolo qua, mezzo. Adesso alzalo poco. Vogliamo farci là!
Tornano in vantaggio allora i ragazzi di Caleca. È entrato anche Caruso in questo momento. Occhio qui all'errore di Gimelli che però ha subito fallo. Vieni Giordano, vieni Giordano. Qui Severini. Trova Taroni. Ancora Taroni. In mezzo a due. E c'è spazio forse per Pier Giovanni che va a terra, ma aveva commesso fallo. Ora Caruso attaccato, recupera il pallone Ciocchetti. Ciocchetti, Severini, pensa al tiro, lo prova, Moser risponde con la parata. È calcio d'angolo. Battuto il pallone alto, allontanato da Caruso. De Paola è solo contro tutta la difesa dell'Italia, allora giustamente aspetta, trova appoggio in Caruso. Tonetto. Tonetto poi troppo lungo per Restivo. Gimelli ancora lungo, salta Tonetto. C'è spazio per Restivo. Restivo fermato da Gimelli, ottimo l'intervento del numero 13. Poi Ciocchetti, Caruso in scivolata. Qui Severini approda il pallone in mezzo. Tonetto lancia De Paola, non ci arriva, poi Calcaro ad allontanare in qualche modo. Pier Giovanni sbaglia il passaggio, allora De Paola, Caruso, ma ancora recupera l'Italia. Poi esce Tonetto, palla al piede. Tonetto uno sguardo in mezzo, la mette per Caruso che è anticipato. Time out chiamato dal Gem. Si riprenderà con il calcio d'angolo Gem. Battuto il pallone in mezzo, subito allontanato. Pier Giovanni, Severini. Severini avanza ancora per Masciangelo che salta l'uomo, serve Pier Giovanni in mezzo ed è 2-2, primo tempo spettacolare tra Alitalia Calcio e Gem Calcio 8. L'Italia che subisce, ma quando va avanti
trova il gol con grande facilità. E non è scontato, visto che il Gem è la terza miglior difesa del campionato fino ad oggi, con soltanto 16 gol subiti. Siamo fermi! Bravo Claudio! Severini subisce il fallo avversario, le proteste di Santoprete. Batte veloce Severini a voler sorprendere Moser. Masciangelo a fare pressione su Santoprete, efficace, il pallone arriva a Ciocchetti che poi lo perde però a sua volta. Ancora Ciocchetti, errore in fase d'appoggio, recupera Caruso. Chiama il pallone avanti Masciangelo e poi sbaglia l'assist già dall'altra parte con Restivo, ma finisce così il primo tempo 2-2 all'Italia Calcio, Gem Calcio 8. Pronti a ripartire con il secondo tempo. De Paola e Restivo sul pallone, subito si lanciano in avanti. Eccolo De Paola, il tiro e il palo, c'è Cassetti solo, Cassetti ancora e segna sotto le gambe di Calcaro. Avvio shock del secondo tempo per l'Alitalia, 3-2 Gem. Partiti subito in attacco, puntando direttamente alla porta. Strategia che si è rivelata efficace. Taroni, Masciangelo. Ancora per Taroni, male però, c'è Di Paola. De Paola, scusate. Ciocchetti. Ciocchetti rischia ancora sulla pressione di De Paola. Gimelli. Severini, gira tutto. Poi palla a Restivo. Restivo prova il numero. Alla fine la palla è dell'Italia. Severini trova lo scambio, poi il diagonale pericolosissimo, è il numero 22. Bravo, dai! Cassetti. Restivo si accentra, poi a Cassetti il tiro con l'esterno, qualche metro al lato della porta di Calcaro. Gimelli, Calcaro, Taroni. Tonetto con il colpo di tacco trova Restivo. Ancora Restivo, in mezzo c'è De Paola. Restivo direttamente in porta e supera Calcaro per il 4-2 Gem al terzo minuto del secondo tempo. Avvio eccezionale della seconda frazione per la squadra di Caleca. Due gol nel giro di pochissimi minuti. Sorpresa l'Alitalia, che ha recuperato proprio alla fine del primo tempo.
la partita, oh! Dai! Andrea, vieni su, vieni su, vieni su. Caruso, Santo Prete, Cassetti, il tunnel su Petrillo, ancora Cassetti. Cassetti col destro, Calcaro, cioè Ragazzi, iniziamo adesso il secondo tempo. Forza un po' le canastre, dai! Cassetti, pallone in mezzo, arriva De Paola. Ora l'Italia con Petrillo. Petrillo si fa rubare il pallone, allora ancora Restivo. Restivo taglia per De Paola. De Paola subito di prima non trova la porta. Severini subisce fallo. Batte poi veloce per Ciocchetti. Ancora Severini. Salta un uomo. Non subisce il fallo del secondo l'arbitro. Poi Cassetti. Restivo, Tonetto. Tonetto avanza, trova in mezzo Caruso. Arriva sul pallone il numero 8, ma poi sbaglia con il colpo di tacco. Piergiovanni. Masciangelo. Salta bene Petracca, ancora Masciangelo, subisce fallo dal numero 2. Severini sul pallone, 3 uomini in area di rigore. Ecco Severini, destro direttamente su Caruso. Ciocchetti trova Masciangelo che poi però sbaglia l'appoggio. Claudio fa passo, Andrea, sali Andrea! Ora Santo Prete evita la pressione di Masciangelo. Ancora Gem che vuole giocarla, poi per evitare guai peggiori spazza via Petracca. Severini col destro spinge Moser e poi allontana la difesa Gem. Ancora Moser. Qui l'errore di Cassetti, no, di Santo Prete. La riparte l'Italia, Ciocchetti. Ciocchetti attaccato da Caruso che commette fallo. Ciocchetti qui sbaglia il lancio. Dai Mascia! Forza! Dai! Tonetto ha visto De Paola, prova a lanciarlo, fa buona guardia a Gimelli. Quando siamo all'8° minuto, entriamo adesso nel 9° del secondo tempo. 4-2 per il Gem, 2 gol arrivati nei primi 2 minuti del secondo tempo hanno portato il doppio vantaggio Gem, che adesso avanza con Cassetti. De Paola.
De Paola, Gimelli interviene, ancora attacco Gem. Tonetto, restivo, De Paola inciampa quasi sul pallone. Sale Petrillo, la sponda che non riesce, Caruso. Tonetto, attaccato da Masciangelo. Poi Restivo. Restivo taglia per De Paola, bellissimo, e De Paola prende la traversa. Bellissimo l'assist di Restivo. Vicino al 5-2 il Gem. Masciangelo. Severini, attaccato da due, subisce un altro fallo. Oh, ha fischiato, basta, oh! Dai Cimo, dai, famo il go per favore! Dai! Entriamo nell'11° minuto di gioco, Severini sul pallone, c'è Caruso in barriera, Severini, pallone che passa ma rimane lì, poi c'è il fallo all'Italia. Qui Tonetto è fermato da Severini. Ce l'avevo il terzo, ragazzi, sono finiti i palloni, Ma facciamoli recuperare però, se no stiamo senza. All'Italia con Ciocchetti, Severini. Severini, il pallone in mezzo che non passa e poi commette fallo. Che era Masciangelo. No, se non lo riporti dentro c'è la penale. Cassetti. Caruso. Prova a giocare dietro il Gem, Santoprete. Ora Caruso, Tonetto. Cassetti, Petrillo subisce il fallo, chiuso da due. Batte veloce l'Italia, ma c'è un altro fallo. Oh, tranquilli, Dai quello del pallone. Cambia quello che quello è giusto. Via se lo prende, grazie! Dai ragazzi, giochiamo per favore! Dai Luca! Va sul palo, già! Claudio, Di nuovo Severini sul pallone, 3 in barriera. Ma con il destro prova ad alzarla, è quasi un cross. Poi Ciocchetti non riesce a coordinarsi. Santoprete. De Paola, interviene Gimelli, ancora Santoprete, Caruso.
Santoprete per Cassetti. Quattro a 2 quando siamo al 14esimo del primo tempo, del secondo tempo, scusate. Restivo. Cassetti per De Paola. Rientra con il tacco, poi cerca ancora Cassetti. Insiste De Paola. Alla fine Restivo. Restivo, Tonetto con il tacco. Ancora Restivo, il pallone è ancora buono. C'è Masciangelo. Piergiovanni, Masciangelo, Ciocchetti. Severini. Ancora Severini. Libera il destro, Moser. Bravissimo. Esce palla al piede Tonetto, poi Santoprete. Cassetti. Lascia scorrere Restivo, allora il pallone è ancora buono per Cassetti. Interviene Petrillo e altro pallone che esce da Sport City. Time out, arbitro! Arbitro! Pronti a ripartire con il calcio d'angolo di Tonetto. In mezzo Santoprete e l'appena rientrato Giulitti. Cadono in due. Ciocchetti. Lancio è intercettato. Cassetti. La prova. La botta alta. Qui altro contropiede Gem. Giulitti, Cassetti. Insiste, poi esce Calcaro. Tutto solo Santoprete dall'altra parte, eccolo servito. Santoprete lo stop troppo lungo. Petrillo trova Severini, poi Piergiovanni. Lasciano un metro a Severini i giocatori del Gem. Moreschini, appena rientrato anche lui insieme a Giulitti, doppio cambio, come era avvenuto nel primo tempo, anzi al contrario di come era avvenuto nel primo tempo. Moreschini, Giulitti. Tornati i due giovanissimi là davanti. Santoprete. Restivo per Moser. Moser rischia tantissimo, c'è Severini che col sinistro però non trova la porta. A Moser a terra.
Mascia, bravo, dai! Ancora 8 minuti per le speranze della squadra di Bernardo. Cassetti, il pallone arriva a Moreschini, Moreschini la difende e poi in porta Calcaro in 2 tempi. Devi ammonire, oh! Certo falli così! Certo falli così, oh! Loro capiscono che possono continuare. Gimelli a impostare, si fa vedere Petrillo. Petrillo per Ciocchetti. Ciocchetti, Petrillo. Sbaglia il passaggio, ha rischiato con la giocata centrale. Allora Giulitti, dall'altra parte c'è Moreschini. Ancora Giulitti. Respinto il suo tiro da Gimelli e poi Calcaro a recuperare e rilanciare, finta. Gimelli chiama palla, Masciangelo. Gimelli preferisce ancora Petrillo vicino. Masciangelo la difende. Poi l'appoggio su Severini, attaccato. Petracca che subisce fallo. Riparte il gem con Cassetti. Moreschini vicino Santoprete, la gioca il gem, cercando forse anche un po' di addormentare il gioco. Adesso Tonitto, Moreschini con l'esterno, respinge ancora Calcaro, poi Restivo. Cassetti, ancora Calcaro. Pier Giovanni si fa rubare il pallone. Poi Santoprete. Tonetto sulla sinistra. Restivo. Guadagna calcio d'angolo Giulitti. Restivo prova il destro. Entriamo adesso nel 21esimo minuto del secondo tempo. Gem calcio 8 in vantaggio 4-2. Dai, bravo Marco Santo, rimani là, va bene, allarghi dopo. Aspetta, amore, aspetta. Eccolo, Santoprete, Restivo. Giulitti. Stop, lo attacca Taroni e gli ruba palla. Ciocchetti per Severini che fa scorrere il pallone. Tonetto a coprirlo. Tonetto per Ciocchetti. Ancora Gem. Poi rimessa all'Italia. Severini sbaglia anche lui. Restivo. Attacca lo spazio Moreschini. Salta Petrillo. Moreschini, c'è Santoprete in mezzo, lo serve. Santoprete chiude la partita. 5-2 Gem. Dai ragazzi, su! Dobbiamo fischiare, sta rientrando. Ok? Occhio, Il fallo di Santoprete su Petrillo.
Nuova opportunità per Severini, sempre 3 in barriera. Moreschini, Cassetti e Santoprete. Severini a giro, ancora un tentativo meno efficace rispetto alla storia realizzativa di Severini. Moreschini la fa scorrere Restivo. Ciocchetti passa ancora, l'ultimo passaggio è per Santoprete. Severini punta la difesa a Gem, ancora Severini non lo molla, Santoprete. Severini, Masciangelo arriva a dargli una mano, poi Ciocchetti trova Petrillo largo a sinistra, Petrillo prova a metterla dentro, ancora lui a difendere su Moreschini, Moreschini lo salta, ora Petrillo con un fallo. Un minuto. Restivo per Tonetto, Tonetto in mezzo dove c'è Giulitti e al termine della partita firma il 6-2, Gem calcio 8. Finisce così 6-2 Gem calcio 8 contro l'Alitalia Calcio, altro risultato utile per la squadra di Mister Caleca.